Allora, rieccoci qua, siamo sempre naturalmente in Costa Rica, per adesso in terra, anzi sollevato da una fune. A mezz'aria, a mezz'aria. Sì. Natura straordinaria sostanzialmente. Natura straordinaria, piove molto, è caldo e per cui a quel Che periodo punto, era dell'anno? Noi siamo andati in marzo. Che coincide è verso la fine della stagione secca. Ecco, ma quindi... però stagione secca per modo di dire, perché piove. Ad esempio l'isola del Coco, dove andiamo, dove adesso arriveremo poi all'isola del Coco, è dove hanno girato Jurassic Park. Ah, ecco. E noi arriviamo che vedremo la cascata, dove poi era arrivato l'elicottero che era scesi i vari natura rigogliosa, e poi hanno dovuto rifare completamente, ecco qui è un'altra discesa a cavo, perché erano 4 step di cavo, loro hanno messo dei pezzetti, perché a ogni fine di step avevamo degli animali da vedere. Ma quindi ti sganciavano, scendevi e dopo facevi un pezzetto e andavi al ramo successivo, che era più giù, 50 metri per dire, proprio sì. Dove ma partiva... se uno non se la fosse sentita di farsi l'altro tranche? Una volta che è partito non c'era niente da fare, doveva andare giù con la funivia, col cavo, mentre invece sopra, se non se la sente a partire, tornava con la funivia. Ma però merita, veramente bello, proprio io l'ho trovato molto bello e ripeto, lo hanno fatto da pochi anni anche nelle Dolomiti. Anche, non so adesso l'altezza, non so la velocità che si può prendere, tutto quello che ci va dietro. Sistemi di sicurezza che ci siano in questi paesi. Sono convinto che c'è più sicurezza, qui vediamo la velocità con cui si arrivava giù, però penso che i sistemi di sicurezza da noi sono senz'altro molto più sicuri di quelli, però è andata bene. Questo qui era un fiume con tutti i coccodrilli sotto. Liberi, proprio non c'era problema. Qui la natura mia mi porta sempre a dire che se tu vai incontro agli animali, gli animali sentono se tu vai con, diciamo, per fargli del male o per catturarli oppure non vuoi far niente. Per cui io sono convinto che c'è una trasmissione che loro lo capiscano e pertanto molte volte magari rischio troppo perché mi avvicino e difatti poi siamo scesi e siamo andati giù a contatto con loro, con i coccodrilli, e questi qua invece come sono? Siamo scesi, siamo avvicinati lentamente, poi invece sono andati in acqua, sono scappati loro. Ma diciamo è bello l'incontro della natura, cioè questi animali qua non conoscono l'uomo come nemico, per cui io ritengo che ci si possa avvicinare. Ecco, qui è il punto che siamo scesi e li vediamo che siamo proprio in riva al fiume e vediamo che invece loro vanno in acqua e se ne vanno via tranquillamente. Sì, però qualora vuole solo fare un assaggio, ci sia un particolarmente curioso oppure un carattere un po' diverso, è sempre pericoloso. Un attimo. Se un animale decide di attaccarti, intanto in primo luogo resta fermo e ti osserva e ti segue, per cui a quel punto devi anche stare attento a vedere le reazioni che può avere l'animale. Ecco. Qui vediamo ancora le iguane, perché vivono sugli alberi queste iguane qua. Ma questi non sono pericolosi, mordacci? No, assolutamente, sono proprio erbivori, proprio assolutamente a sangue freddo, non sono assolutamente pericolosi, ma ripeto, io ad esempio quando uno mi chiede c'è pericolo, no, non dico che non c'è sempre pericolo, sono sempre convinto che siamo noi il pericolo maggiore, ma non loro. Comunque ce ne sono tante effettivamente, questo invece è un'aquila bella che sta girando e abbiamo visto anche un condor, ma era molto lontano, molto lontano. I condor poi, attenzione, sono in cime alte, cioè non è che sono proprio vicino alla pianura, quindi quando abbiamo fatto l'escursione al vulcano Arenal c'era praticamente un condor che girava. Questo è sul vulcano l'escursione? Sì, no, in questo caso qui eravamo vicino al parco, che adesso entreremo a vedere il parco, e questo qui è un aereo americano che è stato abbandonato dagli americani e hanno fatto un ristorante molto caratteristico, bello, però essendo un clima caldo si mangia meglio fuori. Qui siamo nel parco che dicevo, qui vediamo queste piantine che sono bellissime, che come le tocchi chiudono le foglie, esattamente. Ad esempio un cerbiato che ci viene proprio in fianco, tranquillo, come niente fosse. È un animale selvatico, però guardate la vicinanza, qui non ho zoomato, quindi era a 4 metri da me. Cioè, tranquillo, preferisce mangiare qualcosa piuttosto che... Sì, proprio veramente.
E poi abbiamo sempre il bradipo, eccolo qua, stavo per dire il bradipo. E in questo caso sono stati molto fortunati perché il bradipo vive fermo sugli alberi, mangia tutti i giorni e scende a terra una volta al mese per i suoi bisogni igienici viene a terra, e quando viene a terra è il momento che può essere vittima di altri animali. Ecco, questo è. Ma per me fa una tenerezza questo animale che è incredibile, veramente. E abbiamo quello stato libero proprio. Stato libero, sì, sì, sì. Beh, che abbiamo fatto fatica a vederlo e poi ci siamo accorti perché è talmente lento che ne avevamo uno davanti alla finestra dell'albergo, sì. Proprio dall'altra parte. Le scimmie queste qua sono stanziali questi bradipi? Stanziali, sì. I bradipi sono di due tipi, hanno bidita e tridita, cioè hanno le 3 unghie o le 2 unghie con cui si attaccano ai rami per salire e scendere. E qui in Costa Rica ci sono di tutti e due i tipi, sia i bidita che i tridita. Queste qui sono le scimmie cappuccine, che sono veramente, poi fra parentesi le trovo molto più simpatiche queste rispetto a quelle orientali. Quelle orientali fanno abbastanza dispetti, mordono, bisogna stare un attimo attenti. Portano via gli occhiali, le cose, i berrettini. Esatto, mentre invece queste qua proprio sono tranquille, fanno la loro vita, saltano da un ramo all'altro, proprio sono veramente belle proprio, eccole qua. No, ripeto, poi qui avevamo finito il giro al Parco Manuel e eravamo arrivati in spiaggia. Ci sono tantissime spiagge, una più bella dell'altra, e dopo una camminata al caldo, perché un caldo afoso, un tuffo in mare è la miglior cosa che si può fare, perché veramente lì eravamo cotti. Perché caldo afoso è pesante, quando si cammina si vuol vedere di tutto di più, e in mezzo alla foresta è ancora umido, e quindi sì. Non ci sono sanguisughe? No, non le abbiamo trovate. Guardate, è una scultura fatta dal mare e dal vento, che questo tronco come è stato lavorato, sembrava un coniglio, proprio veramente simpaticissimo. Quindi sono spiagge di sabbia praticamente? Di sabbia, ecco, questo era davanti alla finestra del nostro albergo. Ah, è un bradipo? Proprio lì, bradipo lì. Ma è difficile individuarlo, sembra un pezzo di tronco. Proprio lui sta fermo tutto il giorno, veramente, e qui passiamo, ecco la cascata dove è arrivato l'elicottero di Jurassic Park che parlavo prima, e la cascata era logicamente, l'atterraggio era... Quindi voi siete già all'Isola del Coco? Sì, qui siamo già arrivati all'Isola del Coco e abbiamo fatto la prima escursione. L'acqua com'era? Beh, questa era freschetta, però essendo caldo, è un caldo umido, faceva piacere andare. Quest'isola è meravigliosa, veramente, veramente bella, hanno girato. Poi quest'isola ha avuto tantissimi naufragi in passato e è stata terra di pirati, dove poi sono rimasti a terra. Qui vediamo la maglietta dei volontari del parco, qui vediamo in fondo come piove, perché piove spesso, non si può dire, ma viene fuori subito il sole. Quindi dura poco, un acquazzone rapido, non freddo. E guardate il mare è bellissimo. È azzurro proprio, sì, azzurro proprio. E quando si va sotto però ricordiamoci è un vulcanico, è un terreno vulcanico, quindi è scuro, ma però, ripeto, non c'è barriera corallina in questo caso qui. Si va in profondità, si vede questi squali dappertutto, magari. No, ma comunque guardate, non c'è pericolo. Gli squali direi che è quello meno pericoloso. Tante cascate, quando piove si formano nuove cascate. In posti anche dove prima non ce n'erano. Dove prima non c'erano, esattamente. E è da girare perché è veramente bella. Poi quando le immersioni si fanno sempre in parete, vicini alla costa. Guardate questi scenari verdi che proprio ci riempiono l'anima. C'è un bellissimo arcobaleno. Esattamente. E qui stiamo andando a terra, stiamo andando a vedere le iscrizioni che hanno fatto i corsari, quelli che sono rimasti naufraghi sull'isola, che hanno scritto il loro nome, hanno scritto il nome della barca, hanno scritto l'anno in cui era, sono nel 1800, adesso lo vediamo anche le date, e per me ci potrebbe anche essere un tesoro nascosto sull'isola, ma però è una cosa quasi impossibile pensare di riuscire a trovarlo, perché abbiamo una natura che ha ricoperto. Una vegetazione pazzesca. Esatto. Perché quindi è stato approdo di tantissimi... Sì. Quest'isola è meta però di altri corsari moderni, che sono i pescatori cinesi e giapponesi, perché è un parco nazionale protetto dall'UNESCO, ma è talmente ricco di pesce che loro rischiano proprio tranquillamente. Qui sono tutte le varie iscrizioni che dicevamo prima, che vediamo.
E quindi vanno a depredare e vanno a pescare, perché c'è le pinne di squalo che praticamente sono molto richieste dal mercato, ma tanti, ma sono pescherecci attrezzatissimi, cioè proprio per conservare il pesce e tutto, e fanno man bassa. Li controllano, e quando trovano le reti le catturano. Difatti hanno fatto questo ponte che vedete, sono tutte costruito da reti confiscate ai pescatori cinesi in questo caso, ma proprio è una cosa sì, anche vergognoso, insomma, perché a questo punto adesso poi che l'ambiente si è contaminato un passerotto ci si poteva avvicinare tranquillamente, questo ci ignorava, proseguiva a beccare, a trovarsi il suo vermiciattolo e stava lì tranquillo. Proprio gli animali, quando non vedono l'uomo come paura, diventano dei compagni. Anche qui ad esempio, ecco, abbiamo fatto questa ripresa di questa spaccatura in mare e pioveva, difatti se guardate bene l'acqua vedete che sono le gocce d'acqua che scendono, cioè la pioggia c'è. Veniva, non c'è niente da fare, bisogna guardarla, ma voglio dire, hai quella mezz'ora di pioggia anche magari intensa e dopo torna fuori, passano 2, 3 ore, 4 ore, poi viene un altro goccio d'acqua, insomma sì, ma ripeto, la natura è così bella perché c'è caldo e pioggia. E c'è tanta pioggia, ma se non fa, appunto, se c'è caldo tutto è sopportabile, è col freddo che diventa più difficile da reggere. E poi abbiamo sempre degli scenari, guardate, questi scorci qua sono veramente unici, ma guardate. Quindi voi siete scesi a terra in pratica anche? Quindi... Sì, ma scesi a terra, la passeggiata più lunga l'abbiamo fatta quando siamo andati nella cascata dove era arrivato l'elicottero di Jurassic Park, però per il resto è l'unico sentiero che era aperto dell'isola, perché proprio all'interno. Gli altri si stava sulla spiaggia dove c'era praticamente diciamo, le abitazioni non è dei ranger. un'isola che non è abitata, ci sono solo i ranger di protezione per i vari pirati moderni che vanno lì a depredare e a pescare. E che animali ci sono sull'isola? Questo non lo so, più che altro sono uccelli. Non credo neanche che ci siano serpenti su quest'isola. Ma dai! Non credo, proprio non credo, non ho sentito parlare. Ecco. E questa era la nostra barca, l'Aggressor, che ci ha portati fin qua, e adesso da di qua passiamo alla parte subacquea, quello che è. Eccolo, questo è l'oceano dell'Aggressor. Bellissimo, che beh, comunque una bella imbarcazione. Quanti metri è? Questa qui era 60 metri, no, era grande per quello, no, è molto grande, comode, cabine comode, quello lì trattati bene, ma d'altronde quando si fa una crociera del genere, sì, bisogna che almeno ci sia un po' di comodità a bordo, ecco, poi si parte e si va in acqua. Quanti giorni di crociera? Abbiamo fatto 9 giorni. Ah, però, bella! Sì, d'altronde ne abbiamo quasi 4 di viaggio. Quindi 6 giorni lì e 3 insomma di viaggio praticamente. E qui parte la picchiata, seguiamo la cima che serviva a tenere il gommone e andiamo giù. Le correnti ci sono, bisogna ricordarsene, e si cerca l'acqua sempre... è di un blu impressionante. Sì, si cerca sempre di stare a favore di corrente. Quando si arriva sul fondo abbiamo questo fondo un po' scuro perché appunto è vulcanico, abbiamo una presenza di squaletti bianchi, questi qua di pinna bianca, scusate, non bianchi, squaletti pinna bianca, che se vogliamo facevano abbastanza brutta figura perché dovevano imparare a cacciare da altri pesci, dai carangidi per l'esattezza. Il carangide oceanico insegnava a come cacciare agli squali, perché poi vedremo, perché è una notturna incredibile in mezzo agli squali più avanti, cioè più avanti va il filmato e più avremo delle immagini molto belle da vedere, perché lui dice: ma come vai lì all'isola del Cocco per vedere un pescetto palla? Sì, va bene, mettiamo anche questo, l'ho visto e l'ho ripreso. Ci sta, poi anzi, abbiamo questi non deve branchi, mancare. Tantissimi branchi di pesce normali, questi qua sono dei gatterini, ma voglio dire ci stanno questi qua, la bellezza del mare è questo, cioè abbiamo tanti scenari da vedere, cioè ripetere l'immersione nello stesso posto, non si vedono mai le stesse cose, perché poi se si è in parete basta essere 3 metri più su o 3 metri più giù, abbiamo altri scenari, abbiamo altre cose da vedere. Quanto siete scesi qui? Sì. Qui siamo sui 30 metri.
litri sempre. Caspita, mediamente sì, è abbastanzetta. E difatti poi avevamo la possibilità di usare anche il nitrox. Il nitrox sarebbe una miscela additivata di ossigeno, noi abbiamo il 20% di ossigeno nell'aria che respiriamo, noi andiamo sotto con l'aria compressa, l'aria che respiriamo qua e l'aria che respiriamo anche sott'acqua. Questo è un trigone, ecco, questo è un po' più pericoloso per me degli altri, perché ha un aculeo nella coda che può essere molto pericoloso, per cui attenzione, sembra un innocuo, ma è meglio controllare bene la coda sempre. Se vedete che tira su l'aculeo vuol dire che si prepara a colpire, per cui è meglio. Ma è pericoloso anche se hai la muta da sub? Sì, te la passa tranquillamente. No, la muta non protegge dalla temperatura ma non dalle aggressioni. Cioè, io sono stato morticato da un pesce balestra, per dire, però mi ha rotto la muta tranquillamente, è in gomma col tessuto, ma proprio sì. Però dalle meduse protegge? Dalle meduse sì, dalle meduse protegge, tranquillamente. Per le meduse sì, sempre tanti trigoni, però ripeto, il trigone è meglio guardarlo, avvicinarsi con molta cautela, quello proprio con molta cautela, è un bel pesce da vedere, non è aggressivo lui se attacca è solo perché si sente attaccato da te, per cui bisogna sempre controllare la reazione che può avere lui e eventualmente non avvicinarsi. Ma ripeto, pesci pericolosi, cioè lo squalo, tutti dicono: ma come, non hai paura degli squali? No, andiamo lì apposta per trovarli, quindi... Sì, no, è vero, però quando dopo ti trovi davanti ti fanno anche impressione, cioè non è che... Poi abbiamo dei grandi muri di pesce. Bisogna considerare una cosa, che uno squalo con tutti questi pesci, ma deve avere proprio fame per mangiare me? Diciamola sì, questo è anche vero, però ci sono situazioni in cui possono essere aggressivi effettivamente gli squali. Sì, no? Quindi... ma ad esempio io non ho fatto il viaggio con i miei amici che sono andati in Sudafrica per due motivi: l'acqua fredda, torbida, mare mosso, questo è proprio il lotto, il massimo, dico no, non me la sento di andare. Solo per vedere questi squali enormi. Solo per vedere gli squali enormi, squali toro, belli, per carità, ho visto delle bellissime riprese, hanno fatto delle bellissime fotografie, ma però l'acqua è veramente gelida, siamo vicini al Polo Sud e veramente bisogna stare... Il gioco non vale la candela. Il gioco non vale la candela. No, ripeto, un subacqueo proprio che vuole laurearsi, se fa soccorro, Galapagos, l'isola del Coco, e quindi sì, a quel punto. Ma il Mar Rosso no? Il Mar Rosso sì, all'inizio proprio quando sei principiante. Principianti, sì, proprio il Mar Rosso è dedicato ai principianti, assolutamente. Come si inizia a viaggiare, i primi viaggi si fanno in Mar Rosso, è proprio scritto. Poi c'è un viaggio comodo, è sempre le Maldive, poi iniziamo a allontanarci, andiamo in Indonesia, e poi si può fare anche il Brasile, per dire, ci sono altri posti, ma però se vuoi laurearti, diciamo, vuoi prendere la laurea in subacquea, queste località queste sono destinazioni dovute. Qui purtroppo, diciamo purtroppo, è anche un costo notevole, sono viaggi impegnativi, perché quando inizi a avere solo di volo, solo di volo, di albergo e di viaggio in barca e tutto, sì, questi sono viaggi che hanno un costo. Qua, cos'è con la pinna bianca? Squaletti pinna bianca, questi qua proprio, difatti ci si avvicinava proprio tranquillamente, proprio sono guardate. Inquietanti per me. Ecco, qui vediamo l'occhio, io ho voluto fare la ripresa, ecco che lui mi sta guardando, ecco, poi si sposta e va via, cioè io mi sono fermato e è andato via. Qui passiamo alla notturna, questo è il primo, diciamo, incontro notturna, ma quello che vedremo adesso è proprio la quantità di squali che troveremo. E qui veramente penso che sia una delle più belle immersioni notturne che ho fatto. Proprio a me poi piace, quando faccio la notturna, di spegnere ogni tanto i fari della telecamera e riprendere gli amici che con i raggi delle pile che spaziano. Sì, effettivamente suggestivo. Allora, sospendiamo proprio con queste immagini della notturna, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme e proseguiamo il nostro viaggio immersi negli abissi. Tra poco.